2 casse di espansione, bacini di laminazione in grado di accogliere 240.000 metri cubi d'acqua e contrastare le piene del Monticano. Occuperanno circa 8 ettari, una superficie equivalente a 16 campi da calcio, e costeranno 2.100.000 euro. È il primo intervento del governo Zaia bis per la sicurezza del territorio. Il progetto definitivo è stato approvato. Ruspe e uomini saranno in azione subito dopo la gara d'appalto. Un piccolo tassello per iniziare a mettere in sicurezza tutto il Veneto. La cifra che serve però è ben altra. L'unica cosa che la Regione ha pronta sono i progetti. Dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo. In questo momento le risorse della Regione sono limitate. Abbiamo un piano da 3 miliardi di euro, quindi gli interventi sono direi centinaia. A Fontanelle, condizioni meteo permettendo, i lavori dureranno almeno 8 mesi. I bacini di laminazione costruiti nel Trevigiano si aggiungono a quelli già inaugurati tra Padova e Vicenza e resi necessari dopo l'alluvione del novembre di 5 anni fa. Da Palazzo Balbi una risposta alle promesse del ministro Galletti, che dopo il dramma in Cadore aveva promesso 153 milioni di euro, soldi riguardo ai quali nessuno ha più saputo nulla, e una stoccata al governo Renzi, accusato di promettere tanto ma mantenere poco. Ovviamente non abbiamo tutte le risorse. Ci auguriamo che arrivino così come promesso almeno in parte dal governo nazionale.